E passiamo da un argomento all'altro. Intanto era Brai di Claudio Baglioni, 11:13 minuti in diretta su Studio 90 Italia. Siamo anche in web, quindi guardateci www.studio90italia.it, perché sono molto contenta di avere al mio fianco un'attrice bravissima, veramente molto molto brava, che spazia dal cinema alle fiction al teatro. Non si fa mancare niente. Manuela Ventura, ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno Paola, grazie per questo invito. Sono felicissima di essere in una radio e nella vostra radio. Il piacere è nostro. Tra l'altro lei tra le protagoniste di questo Nostro Amore 70, questa fiction in onda alla Rai molto molto bella, dove lei interpreta un personaggio molto particolare che sarebbe Teresa, no? Teresa Strano, sì. Fa parte, appunto, è uno dei personaggi protagonisti di questa fiction alla seconda stagione. Fortunatissima questa fiction. Già la prima puntata ha avuto degli ascolti molto alti. Questo Nostro Amore 70 in onda stasera su Rai 1 alle 21:15. E io interpreto Teresa Strano, questa madre, moglie, un po' succube di questo Salvatore, di questo marito, no? Sì, è appunto questa famiglia siciliana che si porta dietro quindi un certo tipo di impostazione. Parliamo degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, adesso nella seconda stagione, quindi sono emigrati a Torino, dunque nelle dinamiche tra Teresa e Salvatore si sente, no, quella legame, quell'attrito che spesso si genera tra moglie e marito, con un marito che è particolarmente tradizionale e rigido, e Teresa invece nonostante sia attaccata ai valori della famiglia, gli affetti, l'amore, la cura della casa e dei figli, riesce nel tempo ad avere dei cambiamenti sostanziali importanti, perché si lascia anche, come dire, conquistare dall'amicizia con Anna Ferraris, interpretata da Anna Valle, che è sicuramente una donna molto più moderna ed emancipata. E poi nel tempo Teresa, grazie al lavoro che riesce a svolgere, entra in contatto con tutto un ambiente femminile che a quei tempi aveva a che fare con l'emancipazione e il femminismo, che la sprona a conquistare sempre di più il suo ruolo di donna, pur rimanendo madre e moglie fedele. Chissà cosa accadrà questa sera, perché proprio la settimana scorsa tuo marito ha lasciato, il tuo marito nella fiction, sì, chiaramente ha lasciato il lavoro per buttarsi in questa cosa incredibile con Neri Marco Re, che poi sarebbe il marito di... Sì. No, non ancora marito. Non ancora marito, sono concubini. Non ancora, abbiamo svelato forse non so, nella prima serie li abbiamo lasciati concentrati su questa cosa del matrimonio. Quest'anno forse l'argomento matrimonio è stato superato. Comunque anche nella coppia Neri Marco Re e Anna Valle ci sono un po' di travagli, e Vittorio e Salvatore decidono di buttarsi e di intraprendere questo sogno visionario di fare gli imprenditori, quindi rilevano questa fabbrica spiazzando tutti, perché sia Teresa che Anna rimangono basite da questa scelta, perché è un rischio molto importante, un rischio di capitali, un rischio quindi economico importante. E infatti questo genererà in entrambe le coppie una serie di crisi, e che poi produrranno anche dei rischi nelle coppie. Per cui stasera, ma vi consiglio fino alla fine di seguire, perché arriveranno dei nuovi personaggi, come si suol dire, che scunzano i yogi. Abbiamo già intuito, penso, qualcosa nella coppia di Anna Valle, per esempio. Anna, perché è arrivato un uomo abbastanza affascinante, è tornato più che altro dal passato. A volte ritornano. Sì, arriva appunto questo primo amore nella vita di Anna, che sortisce un certo effetto. Poi starà a voi spettatori capire fino a dove arriveranno i due, ma anche Vittorio sarà stuzzicato da una nuova presenza
femminile nell'ambiente di lavoro. Mentre Teresa sarà sempre più fomentata da questa nuova amicizia, questa collega Ornella, che la inviterà a frequentare quelli che allora erano i collettivi autogestiti, no? Sai, le donne che si riunivano, e tu immaginati Teresa con le sue scarpette basse che entra in questi luoghi fumosi dove tutte le donne, perché dobbiamo, vedrete, sarà veramente divertente. Come è stato interpretare questo personaggio, Manuela? Meraviglioso. Io dai primi istanti in cui ho approcciato in scrittura e poi al provino questo personaggio mi sono innamorata, perché è un personaggio che nella sua apparente semplicità mi ha permesso in realtà di affrontare diverse gamme, emozioni, sia nella comicità che nel sentimento. Anche quest'anno si toccheranno delle punte un po' più sofferte nel rapporto con i figli, appunto nel rapporto con Salvatore, per cui credo che l'opportunità per me da attrice professionalmente sia stata molto importante. Poi riuscire a lavorare in un arco di tempo così lungo su un personaggio è un'occasione più unica che rara, speriamo che se ne presentino altre, ma soprattutto il lavoro con Luca Ribuoli, la sceneggiatura di Stefano Bises e tutta l'organizzazione della produzione della Rai e della Paper Moon hanno fatto sì che si creasse un ambiente di lavoro molto creativo, stimolante. E questo è molto importante per lavorare bene, sicuramente. Sì. Manuela, noi torniamo tra pochissimo. Abbiamo parlato di questo nostro amore 70 che sarà in onda questa sera alle 21:15 su Rai 1, la seconda puntata, non perdetela, già dalla sigla che è fantastica. E tra poco però parleremo e passeremo da un personaggio a un altro, quindi da Teresa a Tuzza, la Ticcepero. Esatto. Torniamo tra pochissimo, perché tra poco parleremo dell'Iolà diretto da Gilberto Idonia, che invece è uno spettacolo a teatro che si terrà al Metropolitan di Catania. Tra poco. L'amore poi cose. Fedez con Nuvole di fango, ancora in diretta 4 novembre 2014, 11:28 in compagnia di Manuela Ventura, questa attrice bravissima. Tra l'altro lei ha fatto tantissime cose, Anime Nere, che ha partecipato anche al Festival di Venezia, che ha ancora riproposto in alcune sale. Sì, ancora in sala, anzi vi consiglio di cercarlo, di andarlo a vedere. Un film che ha avuto un grandissimo successo, è stato in concorso al Festival di Venezia adesso, proprio a settembre, alla proiezione in sala grande ci sono stati 13 minuti di applausi, standing ovation, ed è un film davvero molto duro, molto potente, che tratta, sì, parte diciamo come film di genere, si occupa delle dinamiche dell''ndrangheta, ma in realtà è un pretesto per scendere all'interno di dinamiche familiari molto intense, quasi universali, quasi da tragedia greca. Quindi molto forte sicuramente. Sì. E poi so anche di una collaborazione con Ridley Scott. Sì, guarda, questa è stata una cosa che mi ha emozionato moltissimo. Circa 1 anno e mezzo fa ho avuto la possibilità, dopo una serie di provini in inglese, quindi in un contesto internazionale, di partecipare, di fare un piccolo ruolo per questa serie pilota girata a Roma da Ridley Scott, in cui facevo questo ruolo di una cuoca dentro il Vaticano, perché la serie si occupava appunto di narrare le vicende del Vaticano, e quindi mi sono trovata a lavorare per 2 giorni su questo set internazionale alla presenza di un genio come Ridley Scott, e mi ricordo ancora la sua barba, il suo sorriso, molto molto bella, un bel lavoro, una bella esperienza davvero. Sì. Per poi tornare dalle fiction, come dicevamo prima, al teatro. Sì. E in questo momento state lavorando anche con Gilberto Idonia, un cast tutto al femminile, o quasi tutto al femminile, giusto 2 presenze importantissime, due idonea, perché stiamo lavorando alla messa in scena di questo
questo Liolà in Agrigentino, quindi cercando di rispettare la tradizione, il testo che Pirandello aveva appunto scritto, ed è un cast prevalentemente femminile. Questa cosa non sai quanto mi piace a tutte. Quindi si è creata una bella squadra, tutta Molto. femminile, però una bella squadra. Sì, con appunto poi Alessandro Idonea che interpreta Liolà e Gilberto che oltre a curare l'allestimento fa il ruolo dello zio Simone, e io nella fattispecie interpreto questo ruolo di Tuzza. Ecco, chi è Tuzza? Spieghiamo ai nostri amici, per chi magari non conoscesse Liolà, che è famosissimo, però magari non tutti lo conoscono, quindi spieghiamo questo personaggio. Allora, Tuzza è in realtà il personaggio tra virgolette negativo del testo, perché è colei che è architetta insieme alla madre Ezza Cruci, interpretata da Giovanna Criscuolo, e questo piano contro Liolà e l'altra pretendente che è Mita, interpretata da Loredana Marino, scusate, e Tuzza architetta questa cosa perché ha avuto una tresca con Liolà, dalla quale viene fuori un dono, insomma, c'è un pargoletto in mezzo ai piedi, e lei si mette d'accordo con lo zio Simoni per fare un dispetto a Mita e a Liolà, ma poi come tutti i nodi vengono al pettine. Anche in questo caso il risvolto sarà contro questo piano architettato, e quindi Tuzza, come dire, Sacruci, insomma, vedranno svanire i loro intenti e le loro provocazioni. 29 e 30 novembre al Metropolitan ci sarà questo spettacolo Liolà, diretto da Gilberto Idonea, con un cast quasi tutto al femminile. Oltre a Gilberto e Alessandro Idonea ci sarà anche Manuela Ventura, ci saranno tanti altri attori e attrici che verranno tra l'altro a trovarci. Giovedì, a proposito, ci sarà Giovanna Criscuolo, e invece noi torniamo tra pochissimo. Intanto ascoltiamo una canzone e poi ancora due chiacchiere con Manuela Ventura. A tra poco. A dopo. Ma quanto mi piace Il peso della valigia di Ligabue, una canzone stupenda. Ancora in diretta, ancora con Manuela Ventura, che tornerà, ormai è deciso, martedì prossimo, quindi sempre alle 11 su queste frequenze. Martedì prossimo sarò di nuovo con voi, quindi avremo modo ancora di chiacchierare molto con Manuela. Ci racconterà, a parte discuteremo insieme della puntata di questa sera, di questo nostro amore 70. Sì, la possiamo commentare insieme, come no? E poi altra cosa importante, continueremo un po' a scoprire anche questa Tuzza, questo spettacolo al Metropolitan che si terrà il 29 e 30 novembre. A tal proposito, proprio per parlare di Tuzza, Manuela, l'altro giorno c'era Gilberto qui con noi in diretta, che tra l'altro salutiamo. Ciao Gilberto, chissà dove sei. Che salutiamo, e che ci ha raccontato un po' della storia di questo personaggio, insomma, che prima doveva essere un altro, poi ti hanno dato questo. Ci racconti anche tu questa aneddoto? Come è andata? Ecco, quando abbiamo iniziato a parlare con Gilberto e la possibilità di fare questo spettacolo, i ruoli, la storia, la proposta all'inizio era quella di interpretare l'altro ruolo appunto di Mita. Io appunto ho detto vabbè, rileggo tutta, ne riparliamo, e quindi ci siamo confrontati, poi devo dire a lungo perché poi io ogni tanto non riuscivo a rispondere, ci fu un inseguimento tra messaggi e telefonato. Comunque alla fine abbiamo detto: ma se provassimo a fare Tuzza? E quindi stavolta ci lanciamo in questa cosa un po' più appunto di temperamento, di un carattere un po' più forte, e quindi sì, alla fine la scelta. Come ti sei trovata? Quindi molto bene. Benissimo.
Mi piace molto il personaggio, mi piace molto come l'abbiamo costruito, anche grazie alle indicazioni che man mano Gilberto mi ha dato, sottolineando alcuni aspetti per trovare anche le differenze tra il primo atto e il terzo atto, per far crescere il